A livello territoriale il maggior numero di presenze nel 2023 si registra nel nord-est, dove se ne concentrano circa 177 milioni, pari al 39% del totale nazionale. Seguono il centro, 24%, e il nord-ovest, 17%. Emerge dalle stime del gruppo di lavoro interistituzionale sul turismo, frutto dell'intesa tra Istat e Mitur, che registra per il 2023 il record storico nell'andamento del turismo in Italia, con oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze negli esercizi ricettivi. La regione con il maggior numero di presenze è il Veneto, quasi il 16% delle presenze nazionali, seguita da Trentino Alto Adige con il 12,4%, dalla Toscana, dalla Lombardia e dal Lazio, tutte di poco superiori al 10%. La prima regione del Mezzogiorno invece è la Campania con il 4,5% delle presenze nazionali. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Sono Jack Calcetto, oggi è il 5 giugno 2024, un mercoledì, in cui la prima notizia del giorno riguarda i numeri di Istat e Ministero del Turismo sulle presenze e gli arrivi turistici in Italia, in particolare nella nostra regione. E quindi il titolo sui quotidiani del gruppo NEM è questo: Veneto, prima regione per numero di turisti. Un record nel record, c'è da dire, perché appunto se il 2023 è stato l'anno con più arrivi e più presenze di turisti in Italia, ebbene il Veneto è stata la regione con il maggior numero di presenze di gran lunga, quasi il 16% delle presenze nazionali. Ma voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi invece con altre notizie che riguardano la sanità, in particolare le liste d'attesa. Allora ci spostiamo sul Corriere del Veneto e vediamo di che si tratta. CUP regionale e nuove assunzioni, via al piano contro le liste d'attesa. Alcune misure decise dal governo sono state anticipate dal Veneto, come le visite seriali e festive, perché appunto in questi giorni, proprio ieri, è stata avviata la riforma per l'abbattimento delle liste d'attesa, ovvero il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto e un disegno di legge che introducono misure stringenti, alcune già adottate dal Veneto e altre previste nel piano regionale di governo delle liste d'attesa, approvato il 31 maggio dalla Commissione Sanità di Palazzo Ferro. Cosa ha deciso il governo? Le visite notturne dopo le 20 e nel fine settimana, appunto varate ieri, erano in realtà già state introdotte in Veneto nel 2013 dal presidente Zaia, 193.000 in tutto nel 2018, ultimo dato disponibile. Oggi solo l'ULSS Polesana e l'azienda ospedaliera di Verona non le fanno ancora. Prime della classe l'azienda ospedaliera di Padova e l'ULSS Marca Trevigiana. Così come da un mese viene già applicata la legge 124 del 1998 che su richiesta del paziente prevede, se non soddisfatta in regime pubblico nei tempi previsti, di garantire le prestazioni in intramenia ma dietro pagamento del solo ticket. Questo scrive Michela Nicolussimoro sul Corriere del Veneto, ma andiamo a vedere in sintesi la manovra. Dal 2025 sparisce il tetto sul personale. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto e un disegno di legge che introducono misure stringenti per il contrasto alle liste d'attesa, come l'abbattimento del tetto di spesa al personale. Quindi le ULSS finalmente potranno assumere il personale necessario, o almeno teoricamente. Agenas dovrà monitorare il trend di erogazione delle prestazioni nelle regioni, mentre un organismo del Ministero della Salute controllerà il rispetto dei tempi entro i quali devono essere garantite. Se non saranno rispettati i diktat imposti dal governo, le regioni non riceveranno i fondi premiali, mentre i direttori generali delle aziende sanitarie rischieranno il posto. Quindi ci sono sanzioni sia per le regioni che per i direttori generali in questo nuovo decreto del governo. Vediamo la notizia anche sul Gazzettino di oggi. Controlli ministeriali e un solo CUP Veneto contro le liste d'attesa. Sanità da Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, filtra preoccupazione per le novità decise dal governo, prevista anche una piattaforma nazionale. Il piano approvato ieri dal Consiglio dei Ministri
Quello che si dice in conferenza Stato-Regioni però è che non c'è stata concertazione, insomma una manovra unilateralmente decisa dal governo che dovrà essere applicata però dalle regioni che sono l'ente che organizza di fatto la sanità. E quindi vediamo le prime righe almeno dell'articolo di Alda Vanzan per il Gazzettino di oggi. Ufficialmente in Regione del Veneto nessuno si espone, ma sotto traccia filtra preoccupazione per il decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri sulla riduzione delle liste d'attesa, perché sarebbe un provvedimento con una visione centralistica che non tiene conto delle peculiarità dei singoli enti territoriali, in assoluta controtendenza rispetto al processo autonomistico che la settimana prossima, a meno di sorprese, vedrà l'approvazione della riforma Calderoli. Non piace poi l'obbligo di dover attuare un CUP regionale perché finora ogni ULSS aveva il suo centro unico prenotazioni e prevederne uno per tutto il Veneto ha il sapore di un'operazione al ribasso. Per non dire dei controlli ministeriali a sorpresa, non è un caso che il pacchetto di misure varato ieri a Palazzo Chigi sia stato accolto con silente freddezza dai presidenti del centrodestra, presidenti di regione, in particolare i leghisti, mentre si sono fatti sentire alcuni governatori del centrosinistra, come il toscano Eugenio Giani, che si è detto deluso dalla conferenza Stato-Regioni. La smentita del coordinatore della Commissione Salute Raffaele Donini: non c'è stata alcuna concertazione. Insomma, un'altra gatta da pelare per le regioni, in particolare quelle governate dal centrodestra, e soprattutto un'altra possibile fonte di tensioni interne alla maggioranza di Giorgia Meloni, che a Roma va in una direzione ma nei territori trova dissenso più o meno esplicito. E noi invece andiamo a chiudere questa rassegna stampa di oggi con le ultime due notizie flash. La prima, sempre sulle pagine del Gazzettino, è uno dei sondaggi realizzati dall'osservatorio a nord-est di Demos proprio per il quotidiano veneziano. La domanda di oggi: gli studenti sono troppo difesi dai genitori? La risposta è sì per 8 intervistati su 10. A nord-est sale all'84% la percentuale di coloro che pensano che i ragazzi a scuola siano ipertutelati di fronte ai professori. Nel 2010 era di questa idea il 68%, quindi una schiacciante maggioranza di intervistati è convinto che a scuola gli studenti siano troppo difesi dai genitori nel loro rapporto con gli insegnanti. Ultima notizia di oggi, la troviamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, è una curiosità, l'annuncio a Vicenza con Giovanni Diamanti e Flavia Perina. Quorum U-Trend entra nel mondo degli uffici stampa. L'agenzia che si occupa di ricerche e campagne elettorali, fondata da Giovanni Diamanti e Lorenzo Pregliasco, si unisce all'agenzia OFF per creare una realtà specializzata negli uffici stampa per politici, ma anche aziende. Specifica Diamanti, che ieri nel corso di un evento su invito ha annunciato la novità. Finora U-Trend si era occupata prevalentemente di sondaggi e di campagne elettorali di caratura nazionale, come quella di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, o di Giuseppe Sala a Milano. C'è anche un'importante partnership in ambito universitario con la creazione del master di primo livello in comunicazione politica all'Università di Padova. Ora il know-how acquisito in anni di lavoro con dati e dinamiche delle campagne elettorali sarà messo in campo anche in realtà locali, siano queste aziende o appunto esponenti politici. Della nuova agenzia farà parte anche Martina Carone, docente di analisi dei media dell'Università di Padova. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata. E come sempre l'invito a seguire il podcast anche sul canale Telegram che si trova all'interno dell'app cercando semplicemente @ Sveglia Veneto. Per oggi è davvero tutto, grazie e appuntamento a domani.